Era il 24 ottobre dello scorso anno quando, a causa di infiltrazioni d'acqua, il muro di questa vecchia abitazione in via Castellana, Fellette di Romano Dezzelino, crollò in mezzo alla strada. Allora, per fortuna, nessuna persona rimase coinvolta, venne avviata una procedura in somma urgenza e venne abbattuto tutto quello che restava pericolante, mettendo in sicurezza il sito. In quell'occasione il sindaco Bontorin per l'ennesima volta avvertì la proprietà affinché si attivasse per demolire definitivamente quello che restava dell'edificio abbandonato in totale degrado. Da allora il silenzio assoluto e intanto le condizioni del muro e di quello che è rimasto in piedi preoccupa parecchio i residenti vicini, che si sono rivolti in numerose occasioni al comune per chiedere certezze. Purtroppo, spiega il primo cittadino, il pubblico non può fare molto. Quando c'è un problema di sicurezza per i cittadini si va a verificare laddove c'è un passaggio pubblico, una strada pubblica, lì interviene il comune immediatamente. Quando la situazione riguarda i privati, evidentemente lì si devono muovere i privati ed è proprio su questo punto che devo rimanere fermo. Se c'è un problema tra privati va risolto tra privati, se c'è un problema tra il privato e il pubblico, lì il comune è doveroso che intervenga, non opportuno, è proprio obbligato a intervenire. Certo. Siamo intervenuti, abbiamo scritto anche alla proprietà privata, ci sono tutta una serie di atti molto corposi relativamente a questa situazione, per cui la strada che è stata seguita sta andando avanti, non è finita assolutamente con l'abbattimento del muro. Quello che riguarda invece le situazioni tra privati, purtroppo lì prendiamo atto, però dobbiamo lasciare la cosa ai privati.